Amici mangiatori, ciao! Come potete vedere non sono nel solito posto, cioè nella cucina di casa mia. Questa è la prima puntata di Amici mangiatori in esterna e in trasferta. Mi trovo nella bellissima San Pietro di Feletto. È un posto meraviglioso che tutti dovrebbero conoscere, sulle colline del Prosecco, nella zona di Conegliano, in provincia di Treviso. È un posto meraviglioso, vi farò vedere fra poco qualche scorcio che vi farà voglia di venire a visitarlo. Dove sono? Sono a casa di amici e adesso faremo una cosa particolare. Oggi ci sarà tanta roba da mangiare che ci concentreremo come attenzione sulla preparazione della stighiola palermitana. Perché? Perché il padrone di casa, che faccio venire qua, Paolo, le nostre mogli sono prime cugine e lui, Paolo, dovete sapere che Paolo è nato qui in Veneto, però lui è figlio di un sardo, io sono siciliano e sono qui in Veneto ormai da tanti anni, ecco, siamo due isolani in terraferma praticamente. Quindi adesso lui, che ama viaggiare ed è una persona curiosa anche da un punto di vista alimentare, Paolo ha visitato Palermo e è rimasto colpito dalla stighiola palermitana, che è un pezzo caratteristico dello street food palermitano, e ha avuto la curiosità e l'ardire di chiedere allo stighiolaro, cioè il preparatore della stighiola, che in genere non è una persona molto certificata HCCP o controllata da NAS o cose del genere, protocolli di igiene e sicurezza alimentare. Quindi ha avuto l'ardire di chiedere allo stighiolaro come si facessero le stighiole, perché le voleva riprodurre. Mi ha chiamato e ha detto: facciamo insieme la stighiola, mangiamo la stighiola. Ma non solo quello, non solo quello. Oggi ci focalizzeremo sulla stighiola, però sappiate che ci sarà tantissima roba da mangiare, perché lui, appunto, nella tradizione sarda, agnello, e faremo l'agnello al forno, cosciotto e spalla di agnello al forno, con patate della Sila, carciofi romani, da leccarsi i baffi, costicina d'agnello fatta allo scuottadito su questa parte di forno, chiamiamolo così, di camino, di forno a legna, e poi coratelle di agnello. Io ho preparato lo sfincione, andate a vedere il video dello sfincione se volete, e poi oggi invece guarderemo insieme la preparazione della stighiola. Esatto. A dopo. Ciao. Eccoci qua. Non si poteva fare questo video restando soltanto sui fornelli e sulla cucina il giorno in cui si è nel Felettano, nella zona di San Pietro di Feletto. Voglio condividere con voi questa meraviglia incommensurabile di queste colline pedemontane prima delle prealpi bellunesi. Andiamo insieme, va. Guardate che spettacolo. Qui siamo nella zona di San Pietro di Feletto, dove le colline del Prosecco sono sconfinate. E lasciano il posto alle prealpi bellunesi, Passo San Boldo, Col Visentin. Questo è un posto veramente magico. Eccoci qua, abbiamo adesso tutti gli ingredienti pronti. Lo si può fare con dei gambi di sedano oppure dei gambi di cipollotto. Del grasso, si può prendere il grasso dell'agnello o del grasso di maiale. In questo caso abbiamo un lardo particolare, abbastanza molto speziato e aromatizzato. Non è esattamente come la ricetta originale, però penso che possa dare un sapore più interessante. Un po' di prezzemolo
e il budello di agnello. Questi sono diciamo gli ingredienti base. E adesso passiamo a fare la preparazione della stigliola. Qui ce n'è una già pronta. Bene, facciamola col cipollotto in questo caso. Allora si prende del lardo, il grasso comunque, e li si mette così si avvolge il sedano o il cipollotto. Poi si prende il rametto di prezzemolo, in questo caso siccome è un po' piccolino ne prendiamo un altro, si tiene ben stretto così e si comincia ad arrotolare, ad avvolgere. L'importante è che il budello sia per quanto possibile intero. Bene, quando avete avvolto tutta la stigliola con il budello, tagliatene un pezzettino così più lungo e fate banalmente un nodo. E questa qua è la stigliola col cipollotto. Adesso continuiamo con le altre e poi passeremo alla cottura, che va fatta rigorosamente alla brace. Ecco queste belle stigliole fatte con il budello dell'agnellino da latte. Per queste bisogna ringraziare la macelleria Montagnier di Conegliano, che è riuscita a trovare il budello dell'agnellino appena macellato e ce l'ha messo a disposizione, avendo cura anche di lasciarlo il più possibile intero, non spezzarlo, per poter avvolgere per bene le stigliole. Grazie ancora. Non resta che da metterle sulla brace e poi gustarsele leccandosi le dita. Ci vediamo dopo per la cottura e poi per l'assaggio. Il camino è sempre ben carico e caldo. E poi c'è questo signore, questo forno a legna, dentro cui l'agnello al forno si sta preparando. Bene, direi la giornata è ottima, siamo stati veramente fortunati. Le stigliole ci sono, non manca niente. Manca niente, direi che siamo a posto. Ciao. Ecco qui le stigliole che stanno cuocendo, appena messe sulla griglia, poi verranno girate da una parte e dall'altra, e a seguire buon appetito. Eccoci qua, tirate giù dalla brace, tagliate così a pezzettini, poi chi le vuole mangiare lisce le mangia lisce. A Palermo molti le mangiano anche spremendoci del succo di limone sopra. Buon appetito.